Bella raga, c'è tutto il comandone veneziano, Fioi, Supercoppa italiana, ricomincia la stagione, sono stragasato e voglio fare la Champions e puntare al titolo. A puntare a vincere la Serie A, miracoloso con il Palermo dopo la vittoria in Europa League e Team Cup. Fioi, il Napoli ha vinto lo scudetto e quindi la finale di Supercoppa sarà Napoli-Palermo, pazzesco, la Juve ha perso l'ultima giornata, sarà colpa forse anche della mia sconfitta. Due acquisti per veneziani, è arrivato Schürrle a sinistra al posto di Liaic e come si dice, come riserva in difesa è arrivato il buon Romagnoli 75, una buona riserva. Ci sarà qualche cessione, ho già venduto Belotti e Bolzoni, ma penso che se ne andrà via anche qualcun altro perché così insomma, se devono andare via appunto. Almeno uno tra Joaquin, Perotti e Liaic se ne va sicuro. Buon raga, siamo belli gasati, speriamo bene, oggi facciamo solo la Supercoppa italiana chiaramente e ricordo che l'Albo d'Oro documendiano vede una Europa League e una Team Cup. Cerchiamo di arricchirlo con una Supercoppa italiana. Purtroppo una cosa che mi dispiace è che mancherà il Barbera adesso. Purtroppo il Barbera non ci sarà perché hanno messo piuttosto Sanchez PQ1. Ma a parte questo, Fioi, siamo pronti, siamo carichi. C'è molta tensione comunque. Vuole vincere un'altra Coppa veneziana. Vai, Fioi. Spacchiamo tutto. Vai che inizia il match. Napoli campione d'Italia. Dopo Maradona è tornato campione il Napoli. È l'ultima giornata, Fioi. Pazzesco. Attenzione, subito al Napoli. C'è subito gol del Napoli, incredibile. Autogol di Rulli. Napoli 1, Palermo 0. Inizia nel peggiore dei modi la stagione. Molto bene. Vai. Calma. Schürrle, vediamo un nuovo acquisto. Schürrle. Vede Timo. Timo! Mamma mia. Il Palermo si fa già sentire, però Timo, ancora Timo. Fallo. Seleziona il tiratore. Prova Dybala. Vai Dybala, facci cantare Paul. Vai Dybala. Mamma mia Dybala, cosa ha messo? Stiamo dominando, Fioi. È pazzesco, dominiamo e stiamo perdendo. Comunque per un giocatore come Schürrle perché mi serviva un'ala veramente fenomenale, Schürrle mi può dare tutto. All'inizio pensavo prendere anche la tre quarti De Bruyne, che è un fenomenissimissimo, che è un giocatore che sapete che amo da anni. Però ho detto no, forse è meglio tenerla, cioè nel senso puntare sulla Mela che mi ha fatto vincere comunque tutto l'anno scorso perché nel ritorno ha fatto strage. Attenzione Igua. Gol di Igua 2-0. Punisce il Pipita. Mamma mia che partenza. Supercoppa se ne sta andando. Vai. Dybala. Bravissimo Dybala. No, ma non è fallo. Mamma mia che brutto inizio. Glick, molto bene. Werner. Vai Timo. L'essenza di Timo. No, sbaglia Timo. È un po' nervoso il Palermo. Il Palermo è un po' nervoso. Bravissimo Cataldi. Il Cata. Il Cata vede Timo. Niente da fare. Comunque ragazzi c'è da dire che Cataldi hanno messo la faccia nuova e si vede invece per esempio con Oplianca che anche con l'ultimo aggiornamento l'hanno aggiornato, però non si vede, non capisco, certe facce si vedono, certe no. Peccato perché ne hanno aggiunte veramente tante, no? Però sul campionato già in corso non si vedono tutte. Dai fioi. Bravo Gioacchino. Gioacchino alla fine è rimasto. Però vediamo, non è ancora detto. Vai la mela. Sto puntando Campos, sapete altro il mio pallino che gioca al Marsiglia, ma non ho i soldi in questo momento necessari. Bravissimo Diba. Il Diba. Erdiba! Signori, cosa aveva fatto Dybala? Niente, non è destino.
Cosa aveva fatto Pollibala? Un tiro di sinistro micidiale. Parata dal portiere. Cioè, palo del... Palo e basta. Scusate, sono un attimo, sto maneggiando un secondo. Incredibile. La Supercoppa Europea ce l'ho con l'Arsenal che ha vinto la Champions. Sta sfumando però la terza coppa per Veneziano, purtroppo sta... No, Higuain. Esce dal rigore, guarda, tutto male è andato. Glick si incazza, ma è così. Insigne col 3-0 è finita, 3-0 Napoli, fioi. La Supercoppa a prendere via la via di Napoli. Vabbè. Dybala, forse sono ancora i bagordi per i festeggiamenti delle due coppe. Ci può stare, dai. Timo. Cataldi, la rabbia del Palermo, però Veneziano è molto incazzato però in panchina, si vede. Veramente un inizio problematico. Offensivi. Dai, come Istanbul per il Milan, che noi purtroppo lo ricordiamo bene, Schürrle, bellissimo, no, bellissimo una sega proprio. Fuori gioco. Offside. Buono, vai Eric. Eric per Dybala. Dybala bravissimo il Diba. Vede la mela. Niente, non ne va una. Non ne va mezza. Dopo la partita imperfetta proprio per... cioè il top del top delle partite imperfette. Non riesco neanche a parlare perché non me l'aspettavo proprio un 3-0 così, Supercoppa italiana andata. Facciamo qualche cambio. Mettiamo in campo Romagnoli. Mettiamo in campo l'Uragano. Togliamo Joaquin. E mettiamo Perottino. Ma no. Very good. Ok. Schürrle vede l'essenza. Vai essenza. Almeno un gol per i tifosi. Timo, no. Tutto sbagliato. Tutto sbagliato. Glick. Mamma mia che tiro di Glick. Veramente malinconia. Dopo i festeggiamenti, troppi festeggiamenti, troppe zoccole e questi sono i risultati. Bravi, figli. Preso le bombe dal Napoli, campione d'Italia del Napoli, hanno stravinto. Dopo 2 anni di vittoria della Juve, finalmente comunque ha vinto un'altra squadra, insomma, almeno per cambiare un po'. Rugani. Kane, l'Uragano, vede Dybala, non riusciamo a fare almeno un gol. Il Diba non tira, incredibile. Non ne sta andando mezza, Cataldi. Ah, niente da fare. Chiaramente la Supercoppa Europea la voglio, però, La mela sbaglia ancora, mamma mia, Eric. Comunque non merito assolutamente di perdere 3-0, Perotti. Dybala che non tira. Kane vede Eric. Ma non possiamo pretendere da Kane assist così. Dai, mamma mia. Brutta batosta. Di quelle che fanno male.
Giocando così non si vince lo scudo, eh. E questo è l'obiettivo, Fioi. Io ci voglio provare. Terzo anno al Palermo, che progetto comunque, super progetto al Palermo, eh. Finisce qua, ragazzi, i pianti. Prima finale persa in carriera da veneziano. Schürrle non comincia bene l'avventura al Palermo. Cataldi piange, Cataldi piange. Ecco Cataldi che piange. Fa male, ragazzi, fa molto male. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!